con Carlo Bertinato. Carlo, innanzitutto complimenti per il lavoro, perché i tuoi ragazzi giocano un hockey ottimo, tecnicamente, tatticamente, come interpretazione delle partite. Questa sera hai perso, ma hai fatto un campionato fantastico. Sì, diciamo che noi il nostro l'abbiamo fatto, stiamo lavorando bene a Trissino in tutti i settori, non solo con la 2. La 2 è lo specchio di tutte le giovanili, perché anche questa sera avevamo 3 under 17 dentro, uno li abbiamo fuori perché si è fatto male il dito, 2 del 2008 li abbiamo fuori perché hanno un po' di problemi agli adduttori, speriamo di recuperarli per le finali, che è quello che conta adesso. In A2 quasi tutti i club portano 6, massimo 7 giocatori a referto, Trissino ne ha portati 10, anche questo è così, la certificazione di quello che hai appena adesso. Un po' non ti infastidisce non fare i playoff, sinceramente? Perché è una domanda davvero a livello anche psicologico, devi trovare le motivazioni per questi ragazzi. Sinceramente sapevamo dall'inizio stagione che non si poteva farli, però l'obiettivo nostro era fare una salvezza tranquilla, l'abbiamo fatta più che bene. Questo è l'obiettivo che avevamo all'inizio della stagione e l'abbiamo raggiunto bene quest'anno. Era veramente la salvezza, dai, sta bluffando Carlo. No, sono tutti giovani, non si sa che i giovani possono rispondere bene come quest'anno, però sono giovani, hanno le sue problematiche, dobbiamo farli crescere bene, con la mentalità giusta, con tutto giusto, e a Trissino stiamo lavorando in questa maniera qua. Il lavoro del Trissino è sotto gli occhi di tutti, spendo 2 parole, la prima squadra lo sapete, la femminile è in testa anche la femminile, poi fanno tantissimo lavoro, cioè si allenano anche questi ragazzi alla mattina con ragazzi con quelli della 1, quindi vuol dire acquisiscono davvero tanto. Sì, no, ma dobbiamo ringraziare anche tutta la 1, perché questi qua a turno vanno ogni altro giorno con la 1, quindi fanno allenamenti anche lì, se non sei di livello è difficile fare allenamento del Trissino di oggi. Io credo che fare un paio d'ore di allenamento con Giulio Cocco, Malagoli, Gavioli e tutti loro ti porta forse come farne 30 o 40. Sì, ma dopo lo specchio che hanno questi ragazzi qua è giovedì piccoli, no? Quindi questo è lo specchio che hanno, il lavoro che dobbiamo fare noi è quello lì e basta, dobbiamo lavorare così e continuare su questa strada qua. Tanto a Gioele mandiamo un bocca al lupo perché so che sei infortunato, io mi fermo qua, sono con Carlo, staremo un paio d'ore, complimenti ancora, ciao Grazie Carlo. mille, buona serata.